Notizie Oggi è una produzione di Canale Italia. Buongiorno, buongiorno signor padrone. Buongiorno direttore, buongiorno. Come stai? Grazie, Come stai? Come stai Raffaele? Bene, in questi giorni come vedi, anche se sono in ferie, mi trovo in Alto Irpinia, Cassaggio Irpino, piccolo paese di 950 anime. Siamo lo stesso al lavoro perché come detto, come avete sentito, la situazione sta veramente degenerando. E voi mangiate, mi è arrivato appena adesso anche un WhatsApp da parte di Un'Arma, Associazione Sindacale Carabinieri. Anche loro, guarda, fallo vedere Roberto, i carabinieri si sono incazzati, no Green Pass, eccolo qua, mi è appena arrivato, guarda, ti rendi conto? E qui è scritto, dice, diffida è messa in mora a non procedere alle limitazioni di cui al decreto 105 del 6/8/21 nei confronti delle mense sui posti di lavoro per grave violazione dei principi di legalità. Quindi cosa rispondi anche a questo tuo collega? Allora, certo, ha perfettamente ragione, perché qua noi capiamo le difficoltà che ha questo governo, se vuole o non vuole imporre. Per l'amor di Dio, non facciamo la politica di imporre la vaccinazione obbligatoria. Già questa mattina si sente dire che per le pubbliche amministrazioni ci saranno delle vaccinazioni obbligatorie. Vabbè, se ne prendono, però si prenderanno anche le responsabilità il governo, perché se succede qualcosa pagherà le spese a chi Ecco, questo è interessante. Non è stato capace a farlo fino adesso, non credo, e comunque le modalità non mi interessano. Quello che mi interessa, come dice il collega, anche dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, che poi ti dirò ha dovuto modificare persino gli orari di servizio per non garantire al collega, per non dare la pausa pranzo anche alla Guardia di Finanza, hanno dovuto, modificare i giorni settimanali di lavoro da 5 a 6 per non maturare la pausa pranzo. Quindi i colleghi, per dirti, della Guardia di Finanza non vengono neanche più aggregati e rimangono in ufficio. Quello che dice il collega dell'Arma dei Carabinieri, quello che abbiamo detto noi subito dopo il giorno dopo di questa uscita, di questa circolare immediata, con effetto immediata, il 13 di agosto, chiaramente come tutte le cose in Italia, quando ci sono le feste, quando ci sono a mezzanotte escono i decreti, questo è vero, abbiamo avuto questa doccia fredda. Si viene a ledere un diritto dei lavoratori delle forze dell'ordine che è dal 1989, quindi il diritto alla mensa. Cosa stanno facendo? Hanno detto immediatamente ai questori che chi non ha il Green Pass, quindi non è vaccinato nelle forze dell'ordine, che sono circa il 20% su una forza totale di 98.000 solo nella Polizia di Stato e nei 100.000 nell'Arma dei Carabinieri, facciamo i conti, abbiamo circa il 20% dei colleghi della Polizia di Stato che non sono vaccinati. Noi abbiamo già una carenza di organico molto molto forte e togliere dalla strada il 20% o dai reparti mobili il 20% dei poliziotti diventa una cosa gravissima, quindi dovranno mettere immediatamente mano a questa situazione. Noi abbiamo scritto, ci siamo movimentati, guarda, anche il giorno 20 la segreteria generale della FSP che rappresento
ha scritto al ministro, ha scritto al capo della polizia, perché dal 14, quando abbiamo ricevuto l'ordine, cioè i questori hanno ricevuto l'ordine di non fare entrare nelle mense il personale che non era vaccinato, tu devi capire che il 13, 14, 15 d'agosto, che è festa tra virgolette quasi per tutti, perché noi garantiamo la sicurezza H24 sempre, anche il 31 dicembre, io voglio dire, è stato anche per loro, capiamo che è stata una doccia fredda. Ci sono state delle proteste, avete visto delle fotografie che sono apparse sui giornali, il collega proprio di Gorizia ha voluto manifestare in quella maniera prendendo un tavolino dal cofano della sua macchina e mettersi a mangiare lì col take away. Cosa succede? Ci sono questure che non hanno, tra le sfortune, non hanno la fortuna di non avere la mensa. Parlo in generale perché in Friuli Venezia Giulia abbiamo altri problemi, soprattutto legati alla scuola di Trieste. Capisci? Nelle scuole, ecco, tocchiamo l'argomento scuole, nelle scuole fra meno di 4 giorni inizieranno dei corsi di arruolamento. Allora, abbiamo il dovere di dare da mangiare agli allievi. Bene, mi devi dire come facciamo con gli allievi, con 200-300 persone in una scuola come quella di Trieste, farli mangiare sui tavoli all'esterno. Ma può darsi che tutti abbiano anche il Green Pass e che possano mangiare dentro. Siamo a quei livelli, cioè il 20% in Italia di quelli attuali non ce l'ha, e quelli tu li perdi dalla strada. Ma quello che la polizia protesta, i carabinieri protesta e la Guardia di Finanza protesta, arriviamo al nocciolo. Mi devi spiegare perché io per 6, 7, 8 ore posso stare in macchina a un collega che non è, per motivi suoi personali, visto che poi non è un obbligo, nessuno lo può imporre al momento, stare in macchina con questo collega, poi scendiamo dalla macchina. Vabbè. Per 20-40 minuti non possiamo stare distanti, perché comunque in questo periodo sono state mantenute. Raffaele, al di là di tutto questo, cosa state facendo? Questo mi interessa. Ecco, quello che stiamo facendo è chiedere incontri, chiedere ai questori di darci la possibilità per chi non ce l'ha ancora, perché dove ci sono le mense non ci sono 7 euro per mandarci a mangiare al ristorante, cioè nelle questure dove non c'è la mensa hai buoni pasto di 7 euro e il problema viene risolto. Allora o il ministro mette mano al portafoglio e dice alle questure che hanno la mensa, ok, chiudetele e il resto del personale va a mangiare a 7 euro, chi ha il Green Pass va nella mensa, perché noi non possiamo. Loro giocano sul fatto che le forze dell'ordine non possono fare gli scioperi. Questa è la cosa, e allora sanno che dobbiamo stare lì zitti e subire, prendere le sassaiole, e in quel momento che io sono vicino al collega che prendo le sassaiole o per la protesta non notav o per qualsiasi altra protesta possiamo stare insieme a prendere sassaiole, non capisco perché non possiamo andare a mangiare insieme. Questo è. E ti dirò, abbiamo scritto al ministro il giorno 14, il ministro e il capo della polizia ancora non ci hanno ricevuto. Questa è la vergogna. Il ministro deve cominciare a fare il ministro e deve immediatamente mettere mano a questa situazione, non scaricare alle periferie, non scaricare il vostro ministro chi è? Questo è la Borghese. Appunto. È quello che dicevo, il ministro deve cominciare a mettere mano a questa situazione, perché se adesso in una città come Trieste, forse o come Cagliari o come la Sicilia oggi c'è il sole, bene, voglio vedere fra 1 mese, 2 mesi a Bolzano dove vanno a mangiare i colleghi, in mezzo al piazzale,
tra le macchine. Auguri Raffaele, grazie. Grazie a voi, un saluto a tutti i tuoi telespettatori, grazie anche per chi ci ascolta da Cassavettino oggi in collegamento. Grazie a te Vito. Ciao, ciao Raffaele Padrone, come avete visto dirigente della Polizia di Stato. E, ragazzi, che dire, le cose ridicole che accadono anche a questo livello. Avete visto gli atleti correvano, si abbracciavano dopo che uno ha vinto, baci, e poi arriva la premiazione e si mettono la mascherina. È una presa per i fondelli.